È la favara dello scrittore Antonio Russello, la protagonista della prima tappa del Festival della Strada degli Scrittori. Quello trascorso è stato invece il weekend Empedoclino dedicato ad Andrea Camilleri. Una cena letteraria all'insegna della tradizione gastronomica di Vigate, l'animazione dei ragazzi della Casa del Musical di Marco Savatteri, l'inaugurazione alla Torre Carlo V della mostra di Andrea Camilleri Vigate la Seconda Guerra Mondiale a cura del giornalista e storico Calogero Conigliaro. Una raccolta di immagini frutto di una meticolosa ricerca che documenta i momenti dello sbarco degli alleati, vissuti attraverso le memorie dello scrittore e riportati nei suoi libri. Poi in Piazza Kennedy lo spettacolo di musica e poesia siciliana, Il mare e la strada degli scrittori, la Sicilia raccontata attraverso la poesia e la musica dei Porci con Francesco Maria Martorana e Michelangelo Balisteri del Museo dell'Acciuga di Aspra, e anche il caffè letterario alla Torre Carlo V con il giornalista e vice caporedattore e cronache del TG5 Carmelo Sardo, che ha presentato il suo ultimo libro Cani senza padrone, la stibia storia vera di una guerra di mafia. La strada degli scrittori proseguirà poi giovedì prossimo 25 maggio con la tappa di Racalmuto tra musica, arte, talk letterari e gustosi piatti dedicati allo scrittore Leonardo Sciascia.